Mamadou, mediatore culturale, anche tu allo spettacolo di stasera. È un gesto bellissimo, sono stati regalati 300 biglietti ai migranti presenti nella nostra città. Cosa ci racconti? Che impressioni hai avuto? No, intanto è stata una bella iniziativa, lo spettacolo è piaciuto molto, sono stati questi ragazzi di Kinshasa che ci hanno regalato questi momenti di pura energia, quindi veramente Poi il fatto che il teatro abbia coinvolto le comunità credo sia una cosa molto bella, perché il teatro è un luogo di cultura, no? La cultura è universale, quindi è un modo per avvicinare, soprattutto quando sappiamo che ci sono molti ragazzi che sono arrivati in Italia da poco con una situazione magari anche drammatica, no? Drammatica, e quindi questi momenti di svago servono anche a loro e poi diciamo, a creare questo legame con la città, no? Che li ospita. Credo sia un'iniziativa da sottolineare perché comunque è bella. A proposito, come procede l'integrazione nella nostra città, dal tuo punto di vista? Vabbè, dell'integrazione si può partire da 20 anni fa, quando io ero appena arrivato io penso c'è stata una fase magari più tranquilla, no? Dove noi abbiamo avuto modo anche di stabilizzarci, di trovare, diciamo, la nostra strada, di percorrere una strada insieme alle persone che ci hanno accolto e quindi siamo in qualche modo inseriti. Poi ci sono anche vari problemi legati comunque alla ricerca del lavoro, a situazioni particolarmente a livello economico particolare, però io credo che la Sardegna in generale sia una terra molto accogliente, dove noi prima passavamo per imparare la lingua, le prime cose, no? Per conoscere un po' gli italiani e poi spostarci verso il nord. E poi alla fine ci siamo stabiliti, no? Poi adesso la situazione è abbastanza particolare perché ci sono, diciamo, questi ragazzi che stanno arrivando e credo che non sia una cosa, non sia un'emergenza, perché si parla molto di emergenza, invece è una situazione che da quando esiste l'uomo, no, esiste questi cambiamenti, questi spostamenti. L'importante è mettere magari in pratica delle politiche in modo che queste persone possano rimanerci e perché possono essere anche una risorsa per il territorio. Ora, per chiudere, ci devi fare un saluto in Wolof. Assalamu alaikum. Maaleykum salam. Ba beneen yoon. Jërëjëf. Jërëjëf Ivo.